Buonasera dal DLF. Per la 14ª giornata di Serie A2 si affrontano il Tirreno Old Style e il Virtus Calasanzio. Farneti l'iniziativa personale, ancora Farneti il diagonale, Pierini risponde bene. Attenzione al Tirreno Old Style, adesso il palleggio e il tiro al volo, che risposta! Attenzione al Calasanzio che attacca, Bolotti in aria, ancora lui, si gira bene con il destro, trafigge il portiere, l'1-0 per il Calasanzio, dà la pace d'aria a Bolotti, porta in avanti i suoi, 1-0. Attacca il Tirreno Old Style, attenzione al tocco, sarà calcio di punizione. Fabri sul pallone, prende la rincorsa a scendere, Citti dice no. Tirreno Old Style che attacca in avanti, ancora Fabri, ancora Citti che salva i suoi. Attenzione alla percussione del Tirreno Old Style, buono l'ingresso in aria, pallone per Vita Nostra si gira con il destro e qui impreciso Citti, ma arriva il pareggio del Tirreno Old Style, il gol simile al precedente, 1-1 adesso. Adesso vuole rimettere le cose a posto il Virtus Calasanzio. Attenzione a Lanzetta che cerca la percussione, ancora Lanzetta in mezzo per Del Vecchio, il tocco beffardo di Del Vecchio e ancora il vantaggio del Virtus Calasanzio che rimette le cose a posto, 2-1 e Del Vecchio va in gol. Farneti sull'auto di destra prova a liberarsi in palleggio dell'avversario, ancora Farneti, il doppio palleggio. Farneti salta un altro giocatore, Farneti ancora in aria, Farneti al volo, un gol bellissimo di Farneti, è il 3-1 della Virtus Calasanzio, ma qui tutta l'eleganza, doppio palleggio e tiro al volo, non poteva nulla il portiere, 3-1 Farneti, gol splendido. La reazione del Tirreno, prova lo sfondamento per vie centrali, calcio di punizione. Casaroli sul pallone, prende a rincorsa Casaroli a giro, il numero 10 riporta i suoi a -1, il 2-1 il gol di Casaroli, pennellata la punizione a giro, non poteva nulla il portiere. Attacca il Tirreno a caccia del pareggio, il pallone messo in mezzo, attenzione al tocco, il tiro cross respinto, arriva Casaroli, il 3-3 del Tirreno Old Style, ce l'hanno fatta, ancora Casaroli, la doppietta del numero 10, partita riaperta. Il cross per il Tirreno. Messo in mezzo il tocco, pallone che rimane lì, Casaroli, il 4-3 per il Tirreno, missione compiuta sul finale all'ultimo minuto, Casaroli segna la tripletta e il vantaggio. Pallone sulla sinistra, confusione, ma non basta il tempo al DLF, grandissima vittoria del Tirreno Old Style guidata da Casaroli, all'ultimo minuto trova 3 punti preziosi, 4-3 il finale. No, nel secondo tempo abbiamo avuto l'opportunità di andare in vantaggio, siamo andati, ma poi purtroppo abbiamo calato il ritmo, abbiamo preso un gol nel finale che potevamo evitare.